Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di SimCity. Allora, siamo nuovamente all'interno della nostra cittadina, vediamo un pochettino quello che sta succedendo. Allora, abbiamo posizionato la stazione di polizia vicino alla clinica, come potete vedere, e ovviamente c'è anche la caserma dei pompieri. Abbiamo meno 75 orari di budget proprio perché abbiamo sfruttato questi tre servizi in maniera concreta. Inoltre abbiamo aggiunto anche la pompa dell'acqua maggiorata e la popolazione non è molta, diciamo è sempre la stessa, o forse è diminuita un po'. Ho cercato di far aumentare la densità. Addirittura qui le case sono diventate, ecco, la densità è molto bassa. Perfetto, in questa zona possiamo migliorare le strade per incrementare la densità. Allora, vediamo un pochettino. Via media densità. Eccoci qua. Perfetto. Diamo un'occhiata alla crescita della popolazione nei dettagli. Vediamo un po' se c'è qualcuno che è pronto per l'evoluzione. Vediamo un po' qui. Sì, perfetto. Possiamo ingrandire queste case. Chissà se da queste parti c'è qualcuno che ha intenzione di crescere. Vediamo un po'. No, ancora no. Vediamo da queste parti. Sì, invece. Sì, è meglio migliorare subito la strada. Non mi ricordo. Non posso cliccare F8 per far vedere la densità, perché ragazzi altrimenti mi interrompe il video. Benissimo. Diamo un'occhiata immediatamente da questa parte. Ecco qua, le persone si sono trasferite da poco e ancora ovviamente non sono pronte per ingrandirsi. Aumentiamo la velocità. Purtroppo l'errore è stato posizionare quella fabbrica di Omega Co, che adesso è chiusa e ragazzi probabilmente la demolirò, perché la fabbrica di Omega Co, diciamo, è utile quando si hanno anche i minerali. Io non ho nulla, ho solo il petrolio che ancora devo sviluppare per bene, quindi non è il momento. Attenzione, possiamo anche migliorare le strade da questa parte, però non ho più soldi, quindi mi serve necessariamente un po' di petrolio venduto. Vediamo un po' qua come va. Ci sono 10 tonnellate di carbone. Qua c'è un po' di petrolio. Il carbone lo stiamo esportando. Continuiamo a raccoglierlo. Il problema è qui anche. Ecco, cerchiamo di dare una mano un po' a tutti con gli incendi, però è difficile. Petizione per la produzione. Meno male, sono arrivati un po' di soldi direttamente dalla vendita di un po' di petrolio. Ecco, ci sono morti al giorno. Le ambulanze cercano di fare quello che possono. Vediamo adesso cosa possiamo fare. Allora, vediamo se possiamo innanzitutto far scendere. Ma qua ci servono tantissimi soldi per costruire qua su. 7.000 dollari non ci bastano. 7.000 dollari non bastano. Vediamo un po'. Possiamo costruire un po' qua qualche altra stradina. Questa è una zona abbastanza inquinata, quindi qua non costruiamo nulla. Qui c'è addirittura un piccolo parco. Vediamo un po' se possiamo far crescere la nostra città. Qua mi sa che non possiamo far nulla. Vediamo a livello invece di petrolio. Ecco, solo questa zona. Qua la riempiremo di fabbriche. Qui qualche altro miglioramento. Le persone le dobbiamo collocare tutte qua su, ragazzi. Ma io non ho i soldi per adesso per andare avanti. Vediamo un po'. Distruggiamo qui la casa distrutta dall'incendio. Tanto per fortuna i cittadini stanno modificando le loro case per ritornare in città. Vediamo un po' come sta andando. La centrale a carbone riesce più o meno a dare un contributo. Perfetto. Meno male. Vediamo un po'. L'approvazione è diminuita un po', ma abbiamo guadagnato qualcosa. Cosa succede qua? Tubi intasati. Ma abbiamo per adesso. Ma perché stiamo perdendo soldi ora nuovamente? Probabilmente perché le case e anche i negozi si stanno un pochettino aggiornando. Facciamo così allora. Questa strada la colleghiamo. Com'è? Mannaggia, non si può collegare. Ecco, dovremmo fare il ponticello, però che distrugge tutte le case. Purtroppo è un punto questo orrendo. Vediamo se c'è un modo per collegare. Non c'è nessun modo per. Potremmo salire, ragazzi, invece da quest'altra parte. La zona è molto più favorevole. Perfetto, vediamo di spendere questi soldi come si deve. Purtroppo la città, ragazzi, come dire, la zona è quella che è. Stiamo cercando di sfruttare il territorio al nostro vantaggio. Ok, vediamo un attimino di chiudere qua. Qui collocheremo qualcosa per aumentare il reddito.
per adesso così. Allora, iniziamo a collocare qualche casuccia. Perfetto. Andiamo a richiudere il luogo così. Anche per qua io me l'ero dimenticato, c'è la storia degli ingrandimenti e non si riesce mai a capire. Ecco, mettiamo immediatamente anche qualcosa di base per riuscire ad incrementare la densità da queste parti. Ecco, 2 vanno più che bene. Con questi soldi vediamo di aggiungere una strada da questa parte, un'altra così, e mi sa che dobbiamo aumentare un po' le tasse a livello di basso reddito a tutti per riuscire a mantenerci. Un parco futuristico. Perfetto. Ma io ragazzi farei una cosa. Appena riesco a riprendermi un po' con i soldi, sapete cosa faccio? Fornisco alla centrale di Omega Co un po' di petrolio e un po' di minerali che ho all'interno del deposito, in modo tale da riuscire a prendermi quei $36.000 e poi la chiudo, perché non posso mantenerla per adesso. Quella terra desolata a 2 passi, un'arcologia. Sì, per l'arcologia mi date solo $1.000. Ma che siete pazzi? Ok, le persone qua su stanno iniziando ad arrivare e il valore del terreno è quello adatto. E certo, qua come potete vedere la zona è bella spaziosa e qui siamo in un buco di terra. È impossibile, diciamo, costruire al meglio. Queste sono tutte le case, ecco, che addirittura vengono le persone, sono contente di vivere in questa zona. Come potete vedere stanno crescendo piano piano. I soldi li dobbiamo gestire benissimo adesso. Le merci vanno bene, vediamo le industrie come vanno. Ecco, miglioriamo un attimino le strade, visto che abbiamo un po' di soldi alle industrie. Vediamo un po' dov'è il migliora strade. Miglioriamo questa strada e miglioriamo anche questa strada, così le industrie riescono a ingrandirsi. Che vogliono qua, se raffinassi, vabbè. Attenzione, intanto il municipio ha raggiunto i 5.000 abitanti. Possiamo espanderci. Perfetto. Cerchiamo di stare sempre attenti. Il reattore nucleare. Sì, il reattore nucleare, un attimino. Tanto stiamo guadagnando sempre qualcosa in più. Le persone stanno arrivando e adesso noi sfruttiamo la palla al balzo, come si dice, e andiamo a costruire qualche casetta nuova in questa zona. Ok, e continuiamo, visto che abbiamo i soldi, a costruire case, perché devono arrivare persone in grado di popolare la nostra città. Più avanti si vedrà come regolamentare tutto. Intanto noi cerchiamo di riprenderci un po' da questa crisi che ha colpito la nostra città. Ecco, stanno terminando i soldini. Riempiamo questa zona. Tanto arrivano sempre più persone. Case a media densità che hanno già riempito tutto. Purtroppo la zona è questa. I negozi vanno più che bene. Estrai 100 tonnellate di carbone. Adesso i pazienti sono in cura. Le morti sono diminuite. I criminali sono stati catturati. Quindi stiamo migliorando, ragazzi. Le industrie stanno avanzando. 7.750 cittadini. Le acque reflue hanno qualche problemino. Vediamo di aggiungere un altro. Anzi no, vediamo di comprare dalla regione un po' di capacità, principalmente dal mio caro vicino Insiding. Compriamo un po' di depurazione dalle acque reflue, così eviteremo di inquinare il nostro territorio e inquineremo il suo. Perfetto. Allora, vediamo un pochettino di andare in avanti con questo Grand Canyon. Cerchiamo di sfruttarlo al meglio. Olè, chiuso. E anche qui, ragazzi, tutte zone residenziali per adesso. Poi quando si espanderanno per bene vedremo un po' di fare quello che dobbiamo. Tanto le industrie stanno lavorando per bene. Appena arriviamo, ecco qua il carbone, 48 tonnellate che tengono viva a malapena la nostra fabbrica, che brucia lentamente. Allora, le acque reflue sono trattate dall'altra parte. I pazienti sono 4 morti al giorno. Per ora $1.000 l'ora. Le persone continuano ad arrivare a raffica. Qui dovremmo fare qualcosa, tipo questa strada, ora vediamo. Intanto qua le persone sono felici. Raggiungi 10.000 residenti. Il comune credo... la villa del sindaco possiamo posizionare.
La villa del sindaco. La villa del sindaco è gratis e la posizioniamo in una zona. Non la posizioniamo perché occupa spazio e lo spazio ci serve. Problemi di spazzatura. Calma, problemi di spazzatura. Sì. Allora, compriamo la spazzatura da fuori. Vai alla regione e vediamo chi ci può dare. Ragazzi, mi serve copertura per spazzatura. Prima c'erano non so quanti camion che venivano a darmi una mano, però a quanto pare adesso non c'è più nessuno, probabilmente. Ah no, c'è qualcuno che sta arrivando qui, però non basta, mi sa che serve qualcosa di più. La spazzatura è un problema, ma non voglio sprecare tutto questo spazio per la spazzatura e i soldi per adesso mi servono per fare altro. Quindi per adesso niente spazzatura. Facciamo così, tagliamo di qua. Nuove case qui in mezzo e altre case, vediamo un po'. Qui basta così, vediamo un po'. Tagliamo anche, no, tagliamo anche così. Vediamo un po'. Perfetto. Aggiungiamo qua un parco naturale per far divertire un po'. Visitatore al giorno 12 48, ecco, questo è perfetto. Chissà se possiamo posizionarlo nella zona che avevo predefinito. No, ecco qua sì invece. Ma ce n'è già uno, quindi noi facciamo così. Ormai l'ho costruito. Ne mettiamo uno qua. Più visitatori al giorno. E qua quanti ne ho? 192, il campo grande con parcheggio, va bene. $1.700 orari. Continuiamo a popolare questa regione. Intanto le industrie si stanno espandendo a vista d'occhio. Popolazione è contenta. Ci sono posti, troppa criminalità. I negozi stanno andando alla grande. Come va la spazzatura? 153. Qualcuno ci deve dare una mano. Visto che abbiamo tutti questi soldi per adesso orari, continuiamo ad espanderci. Aggiungiamo un'altra strada. Vediamo un po' come, perché qua la zona è... Ecco qua, una linea guida ci serve. Perfetto, andiamo a chiudere. 1 2 3. Non abbiamo soldi, non abbiamo soldi, non abbiamo soldi. Ecco i soldi dalle tasse. Benissimo. E qua vedremo di aggiungere un parco grande. 1600. Quanto è grosso questo parco? No, è troppo grande. Parco piccolo con parcheggio, dai. Lo aggiungiamo in una zona dove, diciamo, è difficile espandersi, perché come dire, la zona è piccola. Ben fornito. L'educazione è un problema per adesso. Che succede? Ah, ci sono le classi piene. Aggiungiamo una nuova aula nel retro, così abbiamo risolto il problema. Le aule sono piene. Le acque reflue. Compriamo un altro po' di fornitura anche dall'altra città, che è a centinaia di migliaia di chilometri di distanza da noi, nonostante tutto. Perfetto. Il carbone lo stiamo estraendo, il petrolio anche. Le industrie stanno buttando un po', come dire, di gas nella zona. 69% di approvazione. Stiamo perdendo un po' di approvazione, ma sto facendo il massimo, è quello che posso fare. Vediamo un po' di aggiungere qualche industria nuova. Tiriamo una bella linea retta e aggiungiamo un bel po' di industria pesante da queste parti. Perfetto. Verso il futuro, rendi futuristici dei negozi. Ce l'abbiamo fatta. Tagliamo qua e andiamo a costruire altre industrie. Getteranno i loro fumi tutti verso quella zona e non ci creerà nessun problema. Stiamo guadagnando un bel po' di soldi. Abbiamo bisogno però della spazzatura. Per adesso costruiamo momentaneamente la... Ah, qua c'è addirittura la ferrovia, perfetto. Intanto costruiamo momentaneamente il centro per la spazzatura qua.
ma momentaneamente proprio. Dopo lo distruggeremo perché ho bisogno, ragazzi, di una copertura da parte vostra per quanto riguarda la spazzatura. Mi raccomando. High tech. Allora, qua le persone stanno avanzando. Un parco acquatico da questa parte. Mettiamo anche qui un piccolo parco giochi. Uno qui. Aggiungiamo qua dei campi da basket. Qua aggiungiamo una piccola zona per il barbecue. Perfetto. Qua non c'è posto. Qua dietro adesso vedremo di aggiungere qualche altra cosa. Intanto il municipio migliorato raggiunge ben 15.000 abitanti. Ragazzi, sta andando benissimo. Ci stiamo riprendendo alla grande.